Dal cappello del mago. Amici, eccoci qua e benvenuti, bentrovati. Io come sempre sono il mago Alesgar. Eccoci qua. Beh, allora mettetevi comodi perché iniziano proprio in questo istante le nuove avventure di Dal cappello del mago. Wow! Beh, allora, cari amici, quest'oggi avremo tante avventure. Come sapete, io non mi ricordo mai bene quello che deve succedere. Ecco, diciamo succede e basta, lo estraggo dal mio cappello, meno male che ho il mio amico saggio alieno che si ricorda tutto, ma tutto. Allora, innanzitutto saluto voi, ma andiamo a salutare anche il saggio alieno. Saggio alieno, ciao! Oh, eccomi! Ciao a tutti! Ciao mago! Ed eccolo qua, lui viaggia, naviga, gira, insomma, mamma mia, ne combina di tutti i colori. Io non so come faccia a ricordarsi davvero tutto. Saggio alieno, visto che sei molto preparato, ecco, è un po' il mio segretario, che cosa faremo in questa puntata? Caro mago, in questa puntata andremo a giocare con Arturo e la fatina Giulietta e poi andremo all'avventura, ma certo nel sottosuolo, insieme a Fede Vero Explorer. Ah, ma certo! Adesso ricordo perfettamente. Sono pronto per iniziare queste avventure di Dal cappello del mago. Voi siete pronti, amici? Mettiamoci comodi, ma prima dobbiamo ricordarvi una cosa. Che cosa, amici? Su dai, scrivici coraggio, con la penna al tuo braccio. Basta solo un po' di impegno. Dai, su, mandaci un disegno. Su dai, scrivici coraggio, la tastiera è il tuo braccio. Con l'adulto e il nonno saggio puoi mandarci anche un abbraccio. Dai, scrivici coraggio, con la penna e il tuo braccio. Basta solo un po' di impegno. Dai, su, mandaci un disegno. Su, dai, scrivici coraggio, la tastiera è il tuo braccio. Con l'adulto e il nonno saggio puoi mandarci anche un abbraccio. Ma che bello iniziare con un po' di musica, e allora mi raccomando scriveteci a ciao@gmail.com. Aspettiamo i vostri disegni e tutto quanto, e iscrivetevi anche al canale YouTube Mago Alesgar, sul quale troverete tutte le puntate ma anche delle curiosità. E allora dai, cominciamo subito le avventure di Dal cappello del mago. Ehi, ciao amici, mi riconoscete? Sono io, l'assistente Arturo. Questa volta io non c'entro, non ho mangiato nulla, non ho fatto nessun pasticcio. Il pasticcio l'ha fatto il mago, scusate. Estraendo le cose dal suo cappello si vede che ha messo troppo entusiasmo e le ha tutte mosse, sfuocate. Oh, sono irriconoscibili. Dovete aiutarci a capire qual è l'oggetto che ha estratto dal suo cappello. Però ci serve un pizzico di magia. Dobbiamo chiamare la fatina Giulietta. Chiamiamola tutti insieme. Al 3. 1, 2, 3. Fatina! Più forte! Fatina! Più forte! Fatina! Eccomi qua! Sono la fatina Giulietta. Ma certo, il mago ha estratto dal suo cappello un oggetto. Andiamo a vedere. Eccolo qua, è tutto sfocato. Voi riuscite a capire di quale oggetto si tratta?
qual è l'oggetto che ha estratto magicamente dal suo cappello il mago? Beh, allora possiamo fare una magia e renderlo un pochettino più chiaro, più nitido. Serve la parola magica che è wow wow wee wow wow. La diciamo insieme al 3. 1, 2, 3. Wow wow wee wow wow. Oh, così va un po' meglio. Lo riconoscete, ragazzi? Che cosa? Proviamo. Dobbiamo un attimo concentrarci. Potremmo usare ancora la parola magica wow wow wee wow wow e vediamo se qualcuno riesce a indovinare. 1, 2, 3, tutti insieme. Wow wow wee wow wow. Oh sì, ora va un po' meglio. Qualcuno riesce a capire di che oggetto si tratta? Che cosa ha tolto dal suo cappello il mago Alesgar? Avete indovinato? Avete capito? Dai, allora usiamo per l'ultima volta la parola magica, ma diciamola tutti insieme, forte, al 3. 1, 2 e 3. Wow, wow, wee, wow, wow. L'oggetto misterioso era questo qua. Eccolo! Chi è che ha indovinato, amici? Qualcuno ha indovinato? Avete giocato con noi? Beh, ragazzi, le nostre avventure, come direbbe il mago, continuano, ma certo, sempre qui ad Al Cappello del Mago. Ciao bambini, ciao Mago Alesgar. Oggi vi voglio portare con me nel sottosuolo. Andremo ad esplorare una grotta totalmente naturale, una grotta totalmente scavata dall'acqua. Seguitemi. Come si può notare, la differenza tra le grotte naturali, quindi le grotte carsiche scavate dall'acqua, e le miniere che di solito andiamo ad esplorare, è che queste gallerie sono decisamente più scomode, quindi strette, con passaggi stretti, perché appunto non scavate dall'uomo, e quindi la conformazione è totalmente diversa. Siamo arrivati in una prima sala dopo aver passato un veloce sifone fortunatamente asciutto. Proseguiamo qui, se non erro ce n'è un altro, andiamo a vederlo. Ecco l'altro sifone, ragazzi. Qui si vede ancora il fango e la grotta qui comincia a cambiare, più naturale, diciamo, è meno frastagliata, e si vede proprio lo scavo fatto dall'acqua. Questo, ragazzi, è proprio il tipico esempio di effetto carsico. La roccia, essendo calcarea, viene disciolta dalle piogge, che invece sono date da acque acide, appunto sciolgono la roccia portando con sé il materiale dunque verso la discesa verso valle, e lasciando alle spalle queste profonde cavità. Qui troviamo un altro laghetto. La grotta sembra proseguire, ma guardate questa zona com'è stata levigata proprio dalle acque.
stiamo attraversando un punto molto particolare perché guardate a terra cosa c'è, fango ma non poco, c'è un bello spessore e adesso dobbiamo sdraiarci proprio dentro a questo fango. Anche questa esplorazione è terminata, ci vediamo nella prossima avventura. Ciao! I saluti. Ragazzi, eccoci, è giunto il momento dei saluti. Allora noi salutiamo tutti voi che ci avete ascoltato, un grande abbraccio, saluto il saggio alieno e grazie anche a lui per ricordarmi ogni volta quello che non mi ricordo, ecco, anche se poi ho tutto preparato, scusa, il mio segretario, il saggio alieno. Saluto anche il nostro Albero Burlone. Albero, ciao e grazie. Oh, ciao amici, ciao mago. Grazie caro albero, ma che bello il nostro albero burlone, sempre piantato ma molto simpaticone. Siamo giunti al termine e come sempre, ecco, in chiusura noi vi ricordiamo una cosa e ve la ricordiamo cantandovela, giusto amici? Su dai, scrivici coraggio, con la penna al tuo braccio, basta solo un po' di impegno, dai su mandaci un disegno. Su dai, scrivici coraggio, la tastiera è il tuo braccio, con l'adulto e non lo saggio, puoi mandarci anche un abbraccio. Bravi, benissimo, con un po' di musica è bello, con la musica è sempre meglio, ecco, quindi mi raccomando scriveteci a ciaociaomago@gmail.com. Aspettiamo i vostri saluti, i vostri disegni, insomma fatevi aiutare da un grande, da chiunque, ecco, vi possa aiutare giustamente, e iscrivetevi anche al canale YouTube Mago Alesgar. Beh ragazzi, noi ci rivediamo sempre qui, stesso posto per altre avventure magiche qui ad Al Cappello del Mago. Ciao! Dal Cappello del Mago.